sceneggiata in 2 atti e un quadro di Enzo Lamagna. Ma prima della sceneggiata, signori, noi ci gusteremo delle belle canzoni e a proporci queste canzoni è un nome che non ha bisogno della mia modestissima presentazione. Si presenta qui con un bagaglio artistico zeppo di successi, conosciutissima per la sua bella voce, ma soprattutto per la sua arte. Signori, una cantante, un'attrice, una voce è qui con noi e con voi, Pina Spinosa. Buonasera a tutti, guarda che bellissimo pubblico. Grazie, io sono Pina Spinosa, che mi hanno già presentata, e adesso iniziamo con qualche brano, grazie. Questo è il bello della diretta.
dimmi tu, la speranza mi dai, dimmi che fai, se non pensi più a me, non sia mai. Madonna che bella, che male ma senti che bella, quando mi abbraccia, che mi entra nascosta faccia, e tu dimmi tu, quanta speranza mi dai, dimmi che fai, io saria penso che facciamo un medley, vero? Non so se mi ascoltano. Penso che mettiamo il medley. Quindi tutti quanti accompagnatevi con le mani, cantate anche voi,
quindi facciamo io ti voglio passare, scusate, devo fare un'altra. Io vi lascio con un buon proseguo di serata, sicuramente vi divertirete con questa bellissima sceneggiata e ci sono tanti bravissimi artisti. Grazie e buona serata. Signori, ancora un applauso per la bravissima Pina Spinosa.
ma sicuramente c'è Cristian Monetello, Giodelli, Maria Mondo, Villeggiatura. Non siamo guardati a noi mi ferrete con tutta la Giuseppe ma non capite un giorno fumato lei era zingara come me si è convertita per te sei studiata prendendo la nostra testa Zitto! Ta prega di Anastasia! ma sto zitto no perché non sono stata zitta per tanti noi siamo carna no battezzata gli attività ieri mi scivolano a un livello bene a sigarette e con il tuo saper fare ma che sigarette in braccio si offre ma se c'è un po' che non fa tutto e beh e mannaggia a Dio ci vede un amore all'iniziativa accompagnata a Dio Tony io non so accompagnata a Dio copigliore pancanelli Addirittura! sì poi c'è da indicare un male che ci fa quello non lo so Ma tu mi hai riuscito soltanto da me! E a volte me la fa! E poi come fai a pensare così? Come? Ma io sono zingara, io zingare, legge la mano, provvedo nel futuro. Lo sapete che la maggioranza non ci crede a noi, dice il sindaco Mariola. Ma non è così. Che sono dicendo? Scusate, non devo uguale se ti guarda. Guardate, vuole da due e torna a me. E proprio annanzi a chiesa la Madonna della catena, prenderai la tua donna, succede. Non è successo. Banda! Io t'ho detto ma te! Sparisci! Ma dove vai? Però tu non va a parlare per la figlia nostra! Figlia tu! Sì, è dentro buono, sì, è dentro buono. È figlia. Tu me l'hai uccisa. Mi costretta a malvare. E sicuramente da lì, alla figura, a figlia mia, ti smeraviglia. Ma non finisce così, Per giorno, dai, io ti faccio la punta a Dio. Ti faccio la punta a Dio. Va, si non va. Fare la punta a Dio! E lui giorno che ti faccio la punta a Dio! Ecco qua sto! Ma te! Oh! Mi piace la mia sposa, dite la verità! E voi gliela dovete dedicare, però cortesemente per la mia amata sposa deve essere una bella terapia per, sapete, proprio per far andare avanti la sua vecchia tradizione, la sua bella tradizione. Sì, una delle tante, anche perché a Tarantella è stata e sarà l'unica muscolonia. Maestro, attaccato. Attaccato, maestro!
Tu devi bastare! Sì! Cara congiuntina! Bastardo bastardo! Un uomo bastardo! Basta con la sposassi! Pungiatina! Sono io! E che ci fai questa fare? A buonissimo ho saputo che ti sei sposata. Grazie. Io ti ho voluto vedere. Brava Lisa! Ma te, se dici tutto a posto, ti avvicini? E a piccerine una volta, ma ne lontana a piccerine. Ma io ci hanno fatto vecchio, non già. Non fa niente. Passo, adesso passa. Ma non faccio un caffè, si chiamava te. No, non già mi le cose. Poi è l'orario che viene tuo marito. Non posso, va bene. E chi è? Oh, mamma. Che me lo fanno. Via. Esta è il canale 2 secondi che io ti sicuro ma questo E tu già fai. veniamo stessi santi, a parte di una stessa gente. Senti. Ma che dici? E camminare una capazzata. Senti. Senti. Ma che dici? Che io scodo di stare zitto. E poi noi abbiamo deciso di cambiare, io sposandomi e spogliandomi le tue vesti. Eppure tu facendo la vita tua. Ma tu diversi. O sangue esterno stesso. Vado a abbracciare la mia carità, di Madonna, di questo va, non mi chiederei, ma ci guardiamo allora. Bella scena amorosa, bellissima scena, bella veramente. Tu mi hai visto che contrattuale, in maniera... Sì, ho visto, è bello. E tra l'altro accompagnato dove è tu la ospiti qua fuori. Signora, prego. Accomodatevi, venite dentro, no? E dai, via, sta tu, via, la bella da freccia, andiamo sempre con Prego, accomodatevi. Come si fa questo?
come se per me se me li proprio a casa mia. Sto qualcuno con malamente. Ce l'ha già fatta. Ce l'ha già fatta compagnia. Mi scusi, scusate, un'informazione. Mi scuso, ma dite a me? Gesù, voi sono scusate. Dite. No, a me non serve nessun dito. Giovanna, dite. Sai che significa? Dite. Sciata, che vai tu? Ma scusate, ma se io non parlo, voi come facete a rispondere? Io per andare dove devo andare? Dove devo andare? Ma dove devo andare? E io non dico subito la verità. Decidamelo spiare, lo sai? Dove devo andare? Non lo so. E te lo dico, dite. Girati, ti faccio vedere. Guardalo, vedi, la verità, guarda me. Sì, te ne hai ma che poco sono? Cosa mi fai? Cosa mi fai? Mi scusi? Dica voglio. A me? A voglio. Dica. Ma questo è il bar di Concettina Spattapesce. Ma scusate, ma voi chi siete? E di sotto, ma scusa, ma te non porti chi sono qui? Come sono voi? Voi siete uno straniero. Arrivato qua e mi dite, questo è il bar di Concettina Spattapesce. Logicamente devo dire, voi chi siete? Ma scusate, ma voi ci siete moriti? Siete fra? No, siete zitto. Chi siete? Voi mi dovete dire voi a me. Chi siete? Io sono un giovane non Sarò un giovane non pare qui. E poi mi può parlare, un giovane non pare. Ma sarò, fammi un caffè, va. Anzi no, poi no. Scusami, ti ho dato un poco mangio. Vai te. E consiglio questa lettera da parte mia. Mi raccomando. Questa lettera è importante da dire. Scusate, è come che la devo dire? Chi ce la manda questa lettera? Chi ce la manda? Voi lo spiego io, venite poco qua. Ve lo spiego io come dovete. Io mi chiamo Vado a me. No! Hai capito? Non ti dimenticare, mi raccomando, non sempre la lettera. Anonimo, mi raccomando. I mangiato e si è chiesto che pensi, ma se quando ammazzata posso leggere una stima. Con tutti, piano, questo è buttato stamattina. Stamattina questo è buttato. Questa casa da prendere alziamo solo questo, ma dice che E sto aspettando la tu per me sai che sì, tu per me sei unica, tu sei incarnato, tu sei tu sei incarnato vero. Tu
Signoria ci vuole più male. Certo che ci vuole da queste parti. Che da là, qui, sta acá. E a casa non mi malessere. Scusate, libera nota. Certamente. Ah, capisco perché voi siete dei pesci sposini, vado a scusare. Sì, siamo prossimi. Ma no, prossimi sposi, auguri! E per avete le idee, noi siamo subito attorno. Mamma mia, grazie. Aspettate! Nonina! Devi sentire. Nonina! Momento, tieni. Siete già stati di persone un quartino di voi. Ci ho va bene, aspetto. Sarà qui tra 2 minuti. Grazie. Grazie, forse magari Concetta, allora. Ah, ecco qua. Allora, ci stanno questi due signori. Sì. Vogliono vedere un mattino tuo, ci fai bene? Però per il momento io voglio proporre un caffè. Che caffè? Me la faccio con la mano del giorno. Vai, Giorgio. Grazie. Mamma mia, che stanchezza. Allora, voi siete prossimi. Sentite, come stanno le cose, come sapete, io il contratto di fitto lo faccio solo se ci avete una busta paga, vi dovete garantire un qualcosa. Però io immagino che voi ce l'avete senz'altro, no? Il problema è proprio che purtroppo io lavoro. La fatica tanto lavoro a me. E questo è un problema, ma è un problema proprio. Io voglio una sicurezza sul pagamento e quindi mi dispiace, non ne possiamo fare. Non teniamo speranza. Una speranza forse c'è. Ecco il caffè! Grazie. Ecco qua. Il cuore. Sì, io ce l'ho bene. Prego. Sì, non so, ci Grazie. Metti a conto e ci vediamo dopo, va bene? ma ti manco? D'accordo, sì. Eppure vi devo dire la verità. La vostra faccia mi ispira veramente tanta vita. E non mi dite niente, per carità, ma specialmente quella della signorina. Sapete, tenete una faccia in abbondanza. Allora facciamo così, se vi piace la casa sarà a posto. Va bene? Va bene? Quando è possibile vederlo? Adesso non si può vedere. Allora, proprio la verità adesso no, perché siccome che io ce l'ho con un'agenzia e quindi le chiavi ce l'ho all'agenzia, vado a ritirare le chiavi e stasera verso le 19 vi aspetto qua. È un troppo lavoro. Mamma, e che problema c'è? Ci sto io. Tanto a casa da piace a me, no? Giusto? A casa non piace a te. Ah, scusatemi, abbiate pazienza. A casa deve piacere a voi. E quindi ci vediamo alle 7. Bene? Bene cose. Arrivederci. Arrivederci. Vi aspetto alle 19. Già te ne va. Già ve ne andate così, presto.
sapete, a me dispiace, visto che mia moglie ha fatto un bel pranzetto, mangiamo con noi, no? E dai, mangia un po', io sei chi mi aspetta? E vabbè, però mi ha dimenticato una volta che mancavo. Non ti preoccupare, anzi ti faccio una sorpresa. Poi tu rimani a capottare. Aspetta, Quella ti fa cambiare. a proposito, Tony, accettiamo il prossimo. Ancora! Dammi bisogno. E fai presto, che non c'è la lascia. Aspetta, corro. Un momento. E ce l'hai come te l'hai già fatta mica, tu capisci non mi ha. E specialmente tu fatta sì. Adesso non è solo la tua, è l'iniziativa, è della bambina. Lei ne avete tutto quello che sta a capire? Sì, Tutto. Pure un lato che se ne spinge a capire si sta sempre per poter. Lo pulite da lei. Lo pulite la vita tutta in mano da lei, siete tutti curativi. Siete io non dico voi non lo dico. A capo. E a sparire come dalla gente. E poi lascia sta famiglia mia. Perché sennò è una famiglia dalla già fatta via di me. È logico, come fatto tu me, quando carezze nel braccio, quando stiamo facendo la cosa. Io non so, ma va sempre nuovo. Io non sapevo che la fatta, e non poi in cielo. E non potevo buttare la casa. Perché vita vita nostra non è permesso. E tu con la tua prepotenza me le fai uccidere! Tu ti assassino! Assassino! Perché tu sei solo una pazza. Sì, Tu sei una povera pazza. io sono pazza, ma può bene iniziare da vicino, perché io sto zitta. Dani, guarda mamma, non mi sfidate. Io ti faccio piangere l'altra mamma. Non ti scusate che io ero la regina delle zingare e ti faccio piangere d'amore. Lacrima amara, non giuro, lacrima amara. Non mi sfidate, lacrima mamma. Ma da poco. Anzi, abbiamo preso un pranzo in gruppo e noi andiamo E non correre da tua mano. Ma chi te l'ha detto? Non ci sta lì. Vedi, mamma, Tino, vedi? Sta tornata qui, sta cantando prima innamorata, a te sapeva si gustata, piccioni da sto cuore tenga a te, voi muccettino mia. Ma quando siete così? Ma che bella voce che tenete! E dovete andare a Sanremo! A San Giovanni! A Pascal, a Sanremo! Sanremo e San Giovanni, come state dicendo? Dobbiamo andare a Sanremo di Sanremo. A Sanremo di Sanremo! Ma che bella voce tenete, maestro! Mi parete un paparotti! No, mi piace. Questa è una brioche. Nada è da brioche! Però tengo un passaggio! Ma c'hai tu sa. E perché? E l'ho detto che hai tu sa. Un croissant! Oh, guarda! Mi date pure un bel caffè. Mi dovete sciccare, io sono proteino napoletano. Con la griglia non stai solo là. No, mi dovete esprimere proprio l'ingua napoletana, perché
ladrino, la bambina. Ma sono pure un ladrino, insomma. Vicino a te, non so più che ti devo avere. Ma che capito? Io parlavo con il maestro qua e spiegavo che non dovevo parlare di ladrino. Ecco qua. Qui, vedi. Ah, ma te, ti faccio fare. Ma che amore! Lascia fare, ora. Maestro, nuovo su Fiorano. E se parole la verità su Cristiano, che posso dire su? È chiaro. Ma non ti fare così, comunque, mamma mia. Stavate dicente. Da quando l'ho visto, mi dovete credere, da quando l'ho visto, non mangio più. No. La notte non dormo più No. e penso sempre a te. E chi può fare? Com'è? E chi può fare? Guardate, io sono promessa. Ho la promessa. Oh mamma mia, tu siete promesso un pochino. Accettamente. Ma me lo ci va a ma io comunque vi devo dire solamente una cosa, che io non mi arrendo. Io finché non cadete nelle mie braccia, non mi arrendo. Così. Ti tornerò. In ginocchio da te. Ti tornerò. Ti tornerò. Maestro, non piace, devo un pochino manzella. E corrente di furna, Sì, non ti preoccupare, che il babbo si è dimenticato, però non ti preoccupare che il babbo dopo ti porto a comprare un bel giocattolo, va bene? E datelo un bello bacio, se mi perdoni mi dà un bacio, no? Da un bacio a babbo. Grazie a babbo, grazie. Hai visto? E allora? No, io no, però mamma va a partire perché a Pasqua è quasi pronti a mangiare, eh? No mamma, non ti preoccupare, Torino, forza. Non c'ha. Abbi pazienza, non c'ha. Io da me stavo parlando. Ma che succede? No, niente, sai, mi hai riscontrato che c'ho un impegno importante. Siccome che, come tu sai, tu hai accennato qualcosa, ho affittato la casa. E devo andare in agenzia a prendere le chiavi, si farà un po' più tardi. E accompagna tu a bambino a scuola, va bene? Va bene, ma si può sapere quale impegno hai? Ripeto, siccome che ho affittato la casa, devo andare in agenzia per prendere le chiavi. Così. Ma non ti ci studiamo pure più affittato? Sì, lo so, Nuncia, però sai com'è, le spese ne sono tante e io ho guardato un po' il caso e la devo fittare per forza. E poi è una bella coppia di sposi, una coppia che non darà neanche fastidio, se andrà scusa a favore. E quindi è tutto risolto, tutto per bene. No? Babbo, un po' tu. E andiamo, vieni da mamma. No, aspetta, Nuncia, abbi pazienza. Ti voglio bene, mangiatevi perché non tengo fame, io vado a fare un servizio e poi ritorno subito, va bene? No. Ma questo è un comportato. Non ti sei mai comportata così. Ma ci sta qualche problema? Io sono moglie. Come può parlare? Non c'è. Io non tengo niente da parlare. Via, parinde da nemmeno ti aspetta e non preoccupare. E no. Tony, anche te l'aspetti un Vuol dire che tu va così? Sì. E lasciamo i beni. No. Vabbè, io vengo a mangiare. Che brutta prima ci fai! Oh, dicevo bambino! Figlio mio, la donna è la nomina dell'uomo! Ma che stavo Eccoci qua! Oh, cittadino, anche se tu! C'è adesso! Ma che No, sto chiamando a te! e io non mi chiamo Pizzi Pizzi Pizzi!
Ma l'hai consegnato. C'è risposta, se no vai. Certo che l'ho consegnato. E la risposta ci sarà. Ci sarà? E quando ci sarà? Quando? Come sta buona Maria De Filippo? Maria De Filippo? Se posso Maria De Filippo, scusa. Ma non si scemo Non c'è moia. non ha detto che ti manda a chiamare a c'è posta per te. A me? C'è posto per te? Ma che non si fa perché non state morti, non si faccio un po'. Io c'è posto per te. O dichiaro annanzi a tutto il mondo, dichiaro. Annanzi a tutto il mondo. Guarda di là, mi dice. Quello che sta scritto in da lettera, dichiaro. È giusto. Pazziano, a che come comunità. Ma rimane, di mio caro, come tempo che ti chiamavo? Sempre anonimo. Anonimo. O so. No, ma lo capirà. Digli, mi raccomando che io ritornerò. Sì, io ritornerò. Sempre a no, vinco. Ma raccomando, Ah no! Come? Tu sono tu me lo no! Ma che la cancelli di me? È tutta colpa tua! Ma ah no! Sono tutti tuoi spasimanti! Ma che conosce tutto sta gente? Se non è numero. Sono venuto! Guarda, come mi sono ridotto per te, guarda! Mi sono fatto sì che sì! E tu, ma tu non ti aspetta! Ma io me la vedo! Ma non vedi che io ti amo! Io ti voglio sposare! Ma non l'ho preso il seno, dice sì. Non ci dice sì. Mi dà già una cosa. Pure io provo qualcosa per te. Guarda,
ci sarà non la di e cagnale ma senti quel caffè a venire dite a me dite cosa volete un caffè una brioche una lezzata un pilota il caffè da c'è qui me lo voglio dire che si vede con una valigia qui nel capo non può fare e secondo me non da male no, caffè, prego ma tu chi Salvatore o frati e non o finirà con la previsione ma no, quanti anni sono passati quanto apprezzo o stato cristiano no, l'altro non sa venire non vedo un caffè una volta però dopo la caffusi il barice della bella e poi ritorno vado a comare Cicciolino e mamma a pigliare un papà Andrea non stai facendo casa sì anche se devi prima maturina paese mio quando ricordo quando amati pulito ero voglio finalmente sul campo sono nato e chi te l'ha scritto lasciamoci restare lasciamoci restare si lascia qui ma la nostra a sta città non mi arriva quando ti trovo il cassino che ci c'è il zuccherato, Madonna! E te cosa hai da qui? Ma discutate il papà di dopo! io compri l'altro, ma col caffè, ma con dentro il caffè. Bravo. Amici, guarda la pelle, come si bella, paese mio, come si bella. Stavo a venire e mi aveva stamattina innanzi la sua bellezza veramente mi ha sprecato ha sprecato con mano creatura desidero con mano creatura quando desidero un giocattolo un qualcosa la sua bellezza mi piace da campi di se a tutti i costi c'è cercare a essere la Buonasera. 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 Allora andiamo. Prego. Che io non vedo. E neanche. Dopodiché. Neanche i cannoni da fare alla casa. Prego. Ah. Ah.
tiene moglie, figlia. E a me mi piace l'uomo di perché l'uomo a destra sul cannone. A me l'ama. Ma Cristo. Abbassa una parola da te. La parola da toi e io abbandono tutto però. Io per te. Capace pure la forma però Non andano cose. e lo avrà. Io vedo proprio tutte cose. E senz'altro ma ripeto. Ma è all'età non dopo. Oh veramente. Non lo so. E allora? E allora? Abbracciami. Però, Laura, io, vedendo la tua bellezza, per prendere sino a qualche uccello al girato, tu sai quanto mi mette paura. Però se di lui ora, volessero un pensiero mio, Laura, mia taccina, Laura. Taccino, ok? Chi lo fa? Guarda che sta. Ma tu sei che meglio? Che non sia di Ma tu che chiami? Chi è che ti ha fatto piangere? Ti stupresa, dimmi, Nanni, sacci chi è? Sta facendo piangere nel perché? Non giuro, amica, ci faccio mamma! Ci faccio mamma!
Sì, una super che tu ho preso per quello. È una patacca. Non ho di questo modo. Avete cazzetto di musica. Ma come c'è il cazzo che mi dà la donna? E mi fai questo amore. Tiene la buona cazzone. Sì, voglio una Io non ti capisco più. Non si chiudono i lavori. Ma che stai passando? Io ti sto passando rapidino. È un periodo che viene così, lo sai, sono momenti che passano. No, non ti va bene. Nel periodo che stai sempre confuso. E quando stai da casa, parla finalmente di casa. Ma sei tu che ti impressioni? No, pure la piccoletta tu. Se ti domandi qualche cosa, vai finire una smania. Non la fai mai una carriera. Ma perché? Dici? C'è spesso una tappina. Ma tu si fa. Ma io sapete pure che campo su nessun fatto. La fatica, problemi. Poi, sai, sto un po' stanco, ecco, questo è. Io spero che abbia quello che ha vicino mi domanda sempre. Mamma, ma che è successo a papà? Che non lo vedi più come una volta. E tu faccela capire. E dici guarda che papà deve da papà deve impegni, perché la bambina oramai capisce. Appunto, Perciò, proprio perché capisce essere tu. Quando arrivi tu, abbraccia, falla una carezza, falla capire a niente come pensi. vuol dire che quando le camere tu lo faccio, va bene? Sei contento? Non dico. È come se avessi quando piace. Ma se ha fatto favore, non l'ho fatto. Ci pensi che sono la mamma. Bravo. Ci pensi io. Pensi tu, ma ti devo fare sta nuovo prima. Allora, domani parliamo subito. Sì, parlavo subito. Perché capita troppo disordine in questo palazzetto. Io penso che si avesse abituato una volta, sai, se questa era la limposcata, mentre voi non passa per la Effettivamente, una cosa si sapeva, che faceva, non è che sto con un granché. ecco, bravo. Poi si chiude un padrone di casa. Io sono tuo padrone, però ti dimostra un po' di collaborazione, cioè cercate di arrocchiare, cercate di fare qualcosa pure voi, invece non niente, assolutamente niente. Ma non c'avevamo gli stessi soldi di padrone di casa. Ah sì? Parlate assai? Ma so. Parlate con assai, amico mio. E quindi, se non vi conviene, pigliate la roba e lo voglio. Ma io sto spiegando, non è... Ma non può spiegare. Ma non può spiegare, tirami spiegare. Io faccio di lascia la casa e basta, non ne discutiamo più. Qui ma sta succedendo? Mi sento una parola. Scusatemi, signorina, e dicetecelo al vostro fidanzato. Non vuole collaborare un po' con il palazzetto che si deve aggiustare, ecco questo. Io ho detto giustamente, se non ti conviene, mi danno per bambino. Ma carissimo Don Antonio, voi là l'avete fatto a me. E di queste cose ne dovete parlare con me. E non con me. Perciò vi prego, la prossima volta se avete qualcosa da dire, rivolgetevi a me. E va bene. E allora vuol dire
che la prossima volta vi ricordo. Ma va, ma io non posso venire. A dove? Anzi, fanno io sti bordi, porto la linea. Ma va, va. Vai, fammi la piccolina. Ma come, c'è un tempo solo? Sì, non sei qui a vedere. Bravo, stai iniziando bene. Vita mia, io per te faccio qualunque cosa. Ad arriva un momento dell'opportunità non la so. Perché gli gesti sono la vita. Ma io soltanto non ti preoccupare che verrà questo momento. E tu quando vorrai non scende la sessione provincia? Là, un po' che pazienza. Presto. Molto presto anche. Non ti preoccupare. E allora abbracciami tu. Mi capisci? Ma qualcosa. E poco passato. Che lo mi porti sicuramente tutto lo sa. Buono. A così c'ha la mananza una volta e più tempo. Comunque sapessi quando abbiamo una spada io dammi una distanza perché la famiglia mia non voleva soldi senza la madre non avevo niente io mi ho fatto così ecco camminavo a bene ma sono cose della vita andiamo mangiamoci un po' va bene visto che tu hai camminato troppo ma subito dividiamo le calorie, va bene? Ecco qua, e io stavo chiamando lei. Lo faccio di scotto, no? No, niente. Bravo? Dai, c'è una sera. Dammi un po'. Allora, vado dove ti compri il cuore. Che bella mamma. Mamma pure è da buttare il cuore. Ma poi, vabbè, lasciamo stare mamma, dove sei arrivata? Qua. Noi andiamo a queste cose proprio messi sposi, no mamma, mamma dei sposi mi piace. E state qua, è un no, ecco qua. Finalmente la giocata! No, la bambina non si sentiva stanca e si è dovuta accomodare. Ah, si è accomodata. Sì. Che ti porta? Che ti porta? Cornetto, come lo vuoi? La cioccolata con una marena, vuoto! Vuoto. Costa di meno vuoto? 50 centesimi. E più o meno? Signor, un pulito cornetto vuoto. Un uovo cornetto vuoto. Solo cornetto vuoto. Ecco qua, un caffè. Me lo regali tu? Ecco, no. E quindi un caffè, un caffè. Ti dico un caffè di cornetto. E un po' quell'altro. Tengo una cosa da vedere che si deve essere. Ma visto? Ma per lo meno c'è. Scusate, come ci sta? Ma non lo aspetto. Scusate, signora. Si ditemi. Si vede il posto? Sabato. Ma tu sei una mina. E tu sei sabato. Mamma mia, dopo tanto tempo. E come mai sei arrivato? Guarda, una mina. Tu sei cambiato poco, Quanti anni scorsi? Passare la dama, la mina, ma si sempre bene. Insomma. Ti ricordi quando eri vicino?
Come no? Ma non me ne vedi gli spicci, diceva va, portaci la zagarella. E come mi scopri? E tu con che in mano, con che si bene in mano mi ringraziava, mi accarezzava. Nani, non si cagnato poco, ma si sente bene. Però, la morte di mamma, Nani, mi portando lontano a Napoli. E dopo non hanno chi va a dopo, va per te, al Zangarello. Che ti dispiace? Non mi dispiace. Mamma, io vado in chiesa. Sì, mamma, è quando il madre di niente, va. Ma che è questo? Lui è un amico di mamma. È un amico di mamma che mi fregava di io. Stavo fuori a fare. Va mamma, va mamma. Quindi ma che si sposava lei, è una caduta, ha dei figli. Sì, Come ma fai non sono scusata. Sono vedova. È rimasta vedova. Mi dispiace, non è. Dimmi. Questa messa male. Alla prossima. A Dinanì. Alla prossima. Tu sei davanti ma E tu stai sempre calmo. Ma manco può capire come te l'ha già fatto. Sto posto che c'è. Te l'hai ascoltato. ma perché? Te l'hai calcato tu? Zio padrone? Io? Va, bene. Quando voglio E allora vuol dire che non faccio capire a chi va. Ah sì, ho capito. Io devo togliere il disturbo da qua in mezzo, perché poi se ve ne sapete qualcosa, do fastidio, o no, Finalmente, dice. Finalmente le capite. Tu hai fastidio. Tieni paura che ti scordono, ma è troppo tardi, Torino. Già ti stato scoperto, Torino. E penso che alla tua nuova fidanzatina c'è troviso lusso, una macchina nuova, una bellezza. Come facevo con me? Anche tu ti scuoli, tu tieni una certa età e la vuoi succedere. E poi stai distruggendo un amore vero. Ma tu sei pazza. Ma tu sei pazza, ma che stai parlando? Ma che stai dicendo, Gustavo? Io non la Ti ho detto di lasciarmi! Non mi ascoltate! Che io ero la regina dei zingari! Saccio tutto io! E mi sono zitto! Perché? Perché la compagnia d'amico va bene! E non ti ho mostrato, mi spiace! Però tu, ancora una volta, una mano! Perché io, fermo le cose! Regina dei zingari, lo faccio papà. Ma che sta? Ma che sta dicendo? È una minaccia. Ma tu a me non lo fai. Non mi fai paura perché io sei buono per la maturità. Io la faccio scompare per sempre. Zitta! Muta la nonna santissima perché io Chiara, mamma, che dici? Non posso aver parlato con te? Mamma! Mamma! Sì. Ma chi è sta vicina? E a te che non posso mamma. L'hai chiamata mamma? Hai capito voi? Mamma. Tesoro. Come ti chiami? Mi chiamo Chiara e sono una figlia sola. Ti chiami Chiara? E sei sua figlia? Allora sta creatura di figlia. Hai capito voi come tu? Ma ti spiego tutto fatto come tu.
Io non te ne do coraggio, mamma. E lo pure vaccino. E così, tradendo le mie origini, me la ci portata avanti, me la ci vissuta del quello che era, e non ci ha fatto mancare mai niente. Ho fatto da mamma e da padre. Tu non capisci? E allora sta creatura? No. Sta creatura me? No, non è figlia tua. Un padre muore 12 anni fa. No. Chiamocene mamma. E ti bene. Un padre muore 12 anni fa. Chiaro, il figlio. Tutto corrisponde. Non so guarda, 11 anni fa. La creatura mi figlio, sì. Mi figlio! E certo da mio figlio. Rosè, va, dai un bacio a papà. Bella, Rosè, ma che sto schifo? Dai un bacio a papà, forza. io sta creatura non la capisco. Ma volesse sapere che sta passando. E allora, che vuoi? Papà, tu baci della mamma. Sì, ma io sono la mamma, sono Ma perché? Papà chi si bacia? Mamma. Dimmi mamma, hai visto un papà che si passava a qualcun altro? Sì, basta. Ecco chi? sta creatura che... Sta creatura sarà anche nuova. Papà, io. Vai a te. Tu e il cugino non le dice se no fai la fine che no, che capito? Rosè, mamma, non ti preoccupare. Non ti via colla. Vai, mamma. Ci pensi a papà. Vai. È bravo. Lo stirato troppo mi spiaceva. O sai che stai accredendo? Non mora mai. Ma tu capisci? Parla,
Che mi si scambia a così? C'è la favola di Pinocchio. Non ti scusate a me. C'è sta pure la favola lunga. E sai che fa? Fa una brutta figura. Una brutta Brava piccola. Non mamma. A me non mamma. Signorina Concetta! Signorina Concetta! Signorina Concetta! Che caso mi sono sfuggita e cosa? Ma questa è un'altra volta e basta! Ma che vuol dire l'acqua e mezzo? La solita! La solita non ci sta! Mo' tempo di scottare non Perché sono vicino a un fiscotto? Un fiscotto a mare! Ma non c'è! Lo siete tutti come un pesce! Siete morti e per un papà! Ma mo' ci tiro un bacco! E siete ricci come una ricci! E questi tu cose come troppo poco! Sì, sono questo, sì! Uè, ma voi non lo sapete, io sono promessa sposa, avete capito? Ah, promessa di non te lo Ma che te lo metto da dove? Ma che te metto? Scusate, dove te lo metto? Ma che te lo metto? Ma scusate, ma te lo metto lo fa? Ma certo che lo so! Che io me lo faccio infilare! Ma che La merda, la merda! per i tacchi la finanza, perché io già ce l'ho, Allora mi devo rassegnare. sì, rassegnateli, perché io tra poco con voi voglio vedere, perché se viene Vincenzino te lo metto a cammino e poi trova un po' farà mieta, farà pagare. Io allora vado. Sì, andate. Mi concedo. Congelate. Mi concedo. Congelate. No. Però se un giorno lei cambia idea, ricordate che vicino a voi, davanti a voi, dietro di voi, Sì. c'è sta sempre un biscotto. Sì, ma posso Io ritornerò. in ginocchio da te, la cantata sempre di Mi giorno. concedo, ritornerò. Sì, torna. Ritornerò. No, già. Dove è bella la figura che mi fate fannanza con Antonio Padrone di casa. Ma che cazzo? L'uomo rinda a casa sono lì. Che decisione si E noi, Ivan, e ti sbagli. Perché io sono abituata a comandare? Io sempre non la faccio a nessuno. Perciò se ti conviene bene, se no... Se no, che fammi capo. No. Tu hai capito pure? Se non ti conviene, va, piglia strada tu. E mo diciamo così. E come te la gente ci ballando? Ma come sei cambiato? Ma non sei tu a stesso. Tu non sei più che le lavoro. Ma che ti sta succedendo? Ma forse non mi vuoi più bene. Bravo. E come l'hai capito? Ah, ecco, adesso ho capito. Ho capito, porti il bolso in colpa. Mi piace dei soldi. Il proprietario. Il brillante. E così. Laura, fingi là chi sono, vedi? Non sa carta.
E è così, dimmi la verità. Iva. Di me, che mi hanno tutta roba tua. Ma la femmina. Era mamma! Bravo! Bene mamma! Chiacchierella. Mio caro Tonino, chi ha una vostra città? E mo tocca a te. Non ti risposto, no! Voglio essere appiccicato con un po' che pesce! Hai ragione, ci avviciniamo un po' di pesce. Silvia, ti dai fatta una tabella. A me mi faccio una bella cosa! Ecco, sono curioso! Che cosa mi hai fatto? Come l'uomo, pozzice. Dunque, io ti ho fatto una bella braciola alla gelosia, No, non mi piace la genovese! Io amo della puttana! E io non ci faccio la genovese. E che condizioni che amo della napoletana? E te la mangio la genovese. Da qui non mi piace la genovese! Poi la mangio la genovese, capite? Noi tu pesci la genovese. Amo della puttana! No, genovese. Voglio abbracciare la puttana! Tu mi fai volere abbracciare! Ma quale signora? Che le stai fatta? Ma sei sicura mamma? Sì, mamma. Zitta mamma, non dici niente a nessuno. Vai, mamma. Vai. Ci penso mamma, vai. E tu che fai? Calcio parlato. Bene. E quando mai che parla del caffè? E dite non posso lavorare. La mamma al caffè, si passa qualcuno, c'è da parlare, ma mi ha sentito tutto quanto, non volesse capire, fammi capire. È meglio che a poco, perché i ci stanno, ci vede non voglio sempre. Tony, girano voci. Girano voci? E fanno parlare. E volesse sapere che voce gira. Lascia stare. La tela è la nuova inquilina. Ma che sei? Ma che stai fantasticando in questa città? Non sto fantasticando proprio niente. Ma tanto c'è la vita. Siamo poveri per farlo, Tony. E come si dice? Voce povera, voce Dio. Ma perché non fai niente? E non un bene una cosa che... Ma sei pazzo? Ma tu sei pazzo? Tu sei l'unico amore mio. Ma che ti stanno dicendo? Io sono pazza per te. Tony, vada bene. Perché ci sta soltanto una cosa di verità. E io ritorno alle mie origini, Tony. E tacci! Brava, brava! Tacci! Ma io volessi sapere bene e buono che resta, Giorgio. No, non è così. Io voglio bene solo a te. E tu lì? No, Tony.
costa che consiglio e non tenga nessuno. Tori, non mi fa una cosa di questa perché vada a te Tonino, vada a te Tonino! Si sa chi è che sta parlando? Faccia papavera. Tonino. Frate. E chi ci fa? Ho appena andato, adesso che ho trovato. Sai, mi pigliate la macchina non sto schifo. Come? Ma che dice, lo posso fare ciao? E niente di me. Frate mio. Come stai? Tutto a posto? Tutto a posto. È la famiglia, sì, tutto a posto. Diciamo che, a dire la verità, non ti posso manco ospitare. Non ti posso manco ospitare perché le cose non è che vanno molto bene, capito? Vanno sì, così. E quindi, addirittura, caro fratello, io faccio da vendere tutto cose. Tutto! Ma che dici? Ti connuto tutto cose. Guarda, frate mio, se hai bisogno d'aiuto, può puntare con la mia. No, grazie Salvatore. A me non mi serve. E poi non mi dire niente, il dovere mi chiama, mi hanno fatto parecchie cose e quindi non posso più perdere tempo. Poi ci vediamo alla Una volta. volta. Ti ho detto già soltanto dopo, va bene? Ci vediamo dopo, poi ci vediamo, non lo so, ti chiamo io e ti faccio sapere qualcosa. Lavoro, mamma, pazienza, che devo fare? Ho appena andato, mi danno a Napoli. E frate non mi tratta così. Che ti facevo una festa? Tuo fratello è stato sempre un artista, vi è venuto, ma la prega fritti, ma un mica. Lei, la lì, e frate, non ti prometto, non dici così. Tu sei diverso. Chi è infame. Chiaro, fai una cosa. Fai una cosa. Io quel famoso cappuccino con adesso. Stamattina. Devi stare la è figlia. Mi ha dovuto nascosta tutta la verità per tanto. Che io volevo tagliarci per me era guarda. Ma io non tenevo coraggio. Perché i figli non sacci. E io la giudico. Facendo da mamma e da madre. Bravo, Nanni. Tu li lasci come questa una cosa. Adesso che ti ho sentito poco. Ho appena andato, Nanni. Nanni, lo era, sì, si dice che sono guagliona. Le danno un conto vicino all'amore, Nanni. Però ti prego. Poi un momento, Nanni, io un momento, Nanni. Per chi lascia venuto bene, che la vicina la dove. E ancora oggi non voglio bene. Ma mi è arrivato pure un momento che c'era una figlia. E c'era un padre che la figlia. Ti prego, Nanni. Nanni, se tu vuoi stoccare. Stoccare, Nanni. Guarda, io non so manco io che da già rispondere, che mi sento confusa. Io sta vicino al lavoro. Non c'è stato da fare. Stava lì. E poi non si sa Pulita, pulita papà.
Acı sana bulmuş Ekran hepsini istiyor Acı sana acılar Noi è arrivato il momento di cominciare perché lui io ti voglio bene.
Ti ricordi quando tu mi chiedevi il tuo papà dove sta e io ti dicevo sta fuori a lavorare? Te lo ricordi? E quindi? Sì. Sì, sto signore che devo fare a faticare. È papà tuo! È papà tuo! Vaglia! Basta così là. Io ho dovuto un momento festeggiato. E non lasciando un sorriso, bacia a me. Basta, là. Sì, Davide. Basta, Costino. È arrivato un momento. Io la conquisterò. Conci, Concetta, Pitti, Didi. Sto facendo bella! Ma no, si sta facendo bella con me, si sta facendo. Mamma mia, che emozione. Ti sto facendo bravo! Amore mio, ma tu quanto sei bello. Ma no, mi ha chiamato amore mio, mi ha chiamato. Ma perché male? Che tengo male? Tengo un bel mazzo di fiori e poi tengo i panzerotti. Oh, mazzi, tu grazie! Hanno mazza dopo mazza perché io saccio che tu... Ma che... Sì, saccio che tu vai pazzo. Vai pazzo con panzerotto, non c'è più quando si fa. Madonna, hai scelto tu panzerotto! Ho scelto non c'è più, allora facciamo un bel giochino. Come vuoi giocare? Come vuoi giocare? Non te lo spiego io. Io ti rompo un panzerotto e tu a me che mi dai? Un bello vasillo! Un vasillo! Ah, Madonna mia! Amore, ma tu come pugni? Ma a me la passata di barba da potevo fare! Oh, ma stavo più battere, sto andando! Concettina mia, io da questo momento in poi ti chiamerò Agata! Agata, tu mi capisci? Vivo solo con Allora amore, vieni qua. Facciamo questo bel gioco. Io ti ronco sempre un pazzarotto a te. E tu che mi dai a me, che mi dai? Me lo metto! E passa vuoi! Ma così brutto me lo metto, passa vuoi! Ma che è passato, Vincenzi? Chi cercherà di battere? Ma se vuoi non vuoi! Ma non è...
Concettino, visto che appena mi ha fatto una canzone e io mi sono elettricizzato. Ti sei elettricizzato? Sì, facciamo mezz'ora più fuoco. Pure io. Sì, mio caro Tonino, che io ti devo passare la strada, in modo che non è arrivato il re, non mi devi dare la tua approvazione, perché io la ci avrei fatto. Sì. Sono lui. Sì. Mi sanno soltanto. Allora rimane, Sì. ti appendo un anno che ci sono dato. Una cosa che devo portarci. Sì. Braccia come non è braccia come Figli. Corri. Guarda la signorina non si sapeva un po'. E io scrivere una mano, sai? Una mano per vedere cosa era. E se poi sta facendo, non lo salva a me! Ma ti devo paura, Bravo di quello! Ho mangiato con lui! Si stacca! Che domani? Un papà! Nanni, ma anche stanotte sei ritirato. No, e si stancando. Fai strano, non è asciuga proprio. Nanni, allora non stanno insieme. No, io faccio la perché sto rimorso mi sta accedendo. Ma, vedi, non ci metto un braccio. A forza, o coraggio che dici.
quando poi tu mi hai confidato della tua felicità, la faccia tua, gli occhi tuoi, ridevano di gioia. E poi mi abbracciaste e mi dicesti che aspettavano creatura. No. E mi dicesti pure o no, mi chiedo guarda. Scusa, Cristina ha avuto la luna. Perché io lo conoscevo. Va, vigliacca, mi hai fatto soffrire, mi hai fatto diventare una povera martira, mi hai fatto tradire la nostra società, No, non mi è così. mi hai fatto spogliare di panna che nonostante tutto mi facevano felice, cercava carità e come un portavo, leggeva la mano, sì, pure la mano mi leggeva. E dico col mio, non ci volevo credere, era sbagliato, Nanni. Bravo, tu eri sbagliato. E poi dicevo sempre, prima o poi, poi. Ascolta, io non volevo distruggere la felicità tua. E pure lui diceva, può darsi con l'età avanzata, sarà cambiato, sarà fatta l'esame di coscienza. Ormai c'ha le 100 età, se l'ha veduto e non farà mai quello che ha fatto a me. Fallo mamma lui, vuoi parlare? Parla, Nanni! C'è una figlia, Sì, modello guarda, e chi è? è Torino Studente. Mi è voluto fare provare gli stessi penetoni. A compagna mia, Sì, lo sai. a sorella mia, vattene, scompare, vattene! No, non bene. Aspetta. Ti ricordi quando ti sono stata ringarchisa la maronna della catena? Io ti feci un avvertimento, ma tu pazza, innamorata. Non mi capita. Oh, non volessi capire. E io, può bene pure. Mentre rimane la felicità. Non ti arrivi. Tu non capisci. La felicità tua, per la tua bambina. Io che te la fa. Non lo facevo. Non lo hai avuto. Ma chi non mi mette, non ce lo hai avuto. No, Io non volevo distruggere la tua felicità. no, vattene! Tu non sei più la sorella mia, non ti voglio bene più. Sostegna. Allora mi conti, non ti accetterei. Vattene! Lei è alla meno portiere, la serento poi, e tutto insieme fa piezzo mondo. Tu, ucciso senza pietà, ma come si può fare un tradimento? A me che dacci mi sono cuore vinto in mano. Facevano sorriso ogni momento, ma pareva un angelo, e invece si l'ombrano male. Angelo veramente, Tony, ma sanzo veramente tu chi sei? Amore, ma finalmente si mette lì. Sì. Arriva tantissimo. Ho venduto tutto. E poco di giocare a felici. Nessuno può stare con la
Nessuno amore mio. Ma starate con me? Sì, starò con me. E allora scusa faccio quando sto uscendo. E vai che già stanno a discutere. E io ti aspetto. T'aspetto, amore mio. Vai. Ma non per dirmi. Va, amore mio. Vai. Vabbè. Oh, sì. Oh, sì. Mo son chi? Che l'avevi rinnegato, Tony? Ma non pensavo. Ma stracciavo il cuore. Ma non è, ti prego. Perdonami, ma non è. Perdonami. Questo è proprio per l'occasione. Ma ricordate, a Satanate che papà ci stava tanto tempo fa. E mo maestro. A Satanate la vita fa davanti a me. Piaga, maestro, piaga. Maestro, ma... Maestro, ma... Così non fa curare pure io. Ma che dici questo?
siete insanguinando, Domenico. Stane vivo, attenti e bene. Ti prego, duzzati, ti prego. Non sa chi è, la Madonna, la catena. Finalmente me la vado a sta vibranza. Antonio, grazie. Perdona, amore mio. Non voleva, Domenico. Abbraccio, Domenico. Vuoi, Domenico? Ok, bene, abbi pazienza. No, io arricchiare non vedi più russo. Ok, allora signori, buonasera. Nel nostro, diciamo, è piaciuto il lavoro? Grazie. Allora, innanzitutto io veramente di cuore voglio ringraziare a tutta l'intera compagnia che mi hanno sopportato qualche strilletto, qualche
però diciamo hanno dato al 90% e io sono contentissimo, veramente contento di cuore. Poi voglio dire una cosa, signori, noi questa sera abbiamo avuto qui con noi una delle orchestre più belle della nostra bella Napoli, la grande orchestra diretta dal loro maestro Gennaro Carbone. Un applauso per lui, un applauso veramente grosso, complimenti maestri. Poi voglio ringraziare a tutti gli sponsor, a colui che ha creduto ancora una volta in noi, Presidente, l'amico nostro Leonione Goiano, Presidente con l'amico Salvatore, l'amico di Barbara, a tutti gli sponsor. E poi volevo dire una cosa ancora importante, siccome che la nostra amica attrice Anna Valente ha subito un'operazione alla gola e quindi ha cantato a plebe, quindi merita un applauso lei, addirittura non poteva neanche recitare, ci ha dato il meglio di se stessa. Bene, allora a questo punto io, sì, come no, voglio ringraziare ancora a colui che Murmulese, sapete Murmulese, diciate sempre, eccolo qua, il nostro Salvatore Conte, scopriamolo, ecco qua, finalmente lo facciamo uscire dalla buca. Bene, ringraziamo ancora tutte le persone che sono venute a trovare, all'amico nostro. Prego, io vi do il microfono, voi dite tutto quello che volete. A parte il ringraziamento a tutti di voi, perché Pozzuolo è molto teatrale, questo teatro con questo standarte, ma è molto teatrale. Voi amate il teatro, a noi ci fa piacere, pure ci avviciniamo alla cosa di soldi. Però volevo dire una cosa importante. In questo lavoro c'è stata una canzone, Rincella, che si chiama Tenere Nara, che è stata cantata dal grandissimo Gianni Sacco. E stasera c'è il figlio presente e quindi in memoria al grande Gianni Sacco. Ha cantata Ivan De Luca. Grazie, Allora, buonasera, spero che vi sia piaciuta, speriamo di essere stati di vostro gradimento. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutte le volte che porto una sceneggiata, rispondete sempre con ammirazione e cuore e questo mi rende felice. Non l'ho mai fatto per guadagno, amo il teatro, la mia è una vera passione e grazie a voi la porterò avanti. Grazie, buonanotte, ciao! Ancora ospiti ci sono venuti a trovare Claudio Serao con Stefania Pignatelli, Giosua Talca, un abbraccio da parte mia, l'amica nostra, l'attrice Mary Amata, il bacione Mary con suo marito, a tutte le persone, figlio di Gianni Sacco, dove sta l'amico nostro? Eccolo qua, un applauso per lui, un applauso di cuore, signori, non ho capito questo. L'orchestra l'ho già mandata per prima, l'ho fatta alzatura a tutti quanti lì. Penso che abbiamo trovato una bella sigletta da parte loro. Orchestra Gennaro Carbone! Ok, prego. Poi ringraziamo l'impianto audio Ditta Carpetta, se dico bene, Scenaletta. E poi a tutti quelli che hanno fatto sì che questo lavoro riuscisse nei migliori dei modi. Prego Magliuletti, che ti vuoi dire? Bravo! Ma solo un ringraziamento a te che hai vinto questa bella compagnia per portare il poi, se tu permetti, anche la compagnia, voglio precisare al pubblico di Monzoni, questo lavoro l'ha scritto un ragazzo di Monzoni. Il lavoro è mio ed è il primo autore da tanti anni che ha portato alla sceneggiata l'ultima Tarantella, perché non è stata mai rappresentata a Pozzuoli, Napoli e per tutta Italia. Sì, bene. Signori, da parte nostra un bacione e una santa notte. Ciao! Buonanotte! Prego.